Quella che avete appena sentito è una sirena d'allarme, ma ad essa non farà seguito nessun colpo di cannone, nessun strepito di mitragliatrice, nessuna esplosione di bombe, perché si tratta di un suono registrato, di un suono finto. Purtroppo, quello vero è tornato a risuonare in molte città abitate da donne, uomini e bambini che fino a ieri andavano a teatro, al cinema o a un concerto, proprio come noi stamani. Abbiamo deciso di introdurre questo incontro che sta per iniziare con questo suono, per dire che il mondo del teatro italiano e degli artisti italiani non è indifferente alla tragedia che si sta consumando in queste ore, che ripudia la guerra e che si stringe con commozione e solidarietà al dolore delle vittime. Bene, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, che si sono collegati per partecipare a questo incontro e in particolare a tutti i ragazzi e gli studenti, i docenti delle scuole superiori di San Donà e di Portogruaro. E soprattutto un saluto speciale ai ragazzi e alle ragazze ucraini e russi. Io sono Max Bazzana, terrò la regia, come ormai molti di voi sono abituati a vedere online, di questo incontro, ma il conduttore di oggi sarà il nostro Roberto Soncin, che adesso accolgo qua vicino a me. Ciao Roberto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Lascio a te la parola allora. Bene, grazie Max. Per parlare di questa guerra abbiamo chiesto i contributi, le testimonianze di persone che la stanno vivendo in prima persona, o dentro l'Ucraina oppure dall'Italia, perché comunque sono cittadini ucraini o russi. Ecco, il primo contributo che ci arriva è di un veneto, di padre Moreno Cattellan, che si occupa di bambini disabili in Ucraina. E ringrazio l'amico Federico Campodall'Orto che ha curato la testimonianza di padre Moreno, una testimonianza che ci ha rilasciato poche ore fa prima di partire con un gruppo di bambini disabili per portarli in salvo fuori dalla guerra in Polonia e quindi in Italia. Moreno. Buongiorno a voi. Ecco, ti presento rapidamente, sei della comunità di Don Orione e ti trovi a Leopoli. Leopoli è una delle grandi città dell'Ucraina ed è a pochi chilometri, 70 chilometri dalla Polonia, quindi vicino al confine con l'Europa. Ecco, qual è la situazione oggi lì a Leopoli? La situazione oggi a Leopoli, sotto l'aspetto di attacchi, bombardamenti, allarmi, è abbastanza tranquilla, come è stato in tutti questi giorni. L'emergenza però sono i profughi che si stanno riversando sulla città. Questi corridoi umanitari concessi negli ultimi giorni
hanno determinato un afflusso enorme di persone. Credo siano 20-30 mila persone che ogni giorno transitano per Leopoli, cui pur nella calma, ripeto, da bombardamenti, da allarmi e altre cose, si ha la sensazione di trovarci in una città in fuga, soprattutto vicino alla stazione, vicino alle fermate dei mezzi, dei tram, dei bus, per cui ti dà questa sensazione di una città tranquilla, ma di una città che sta fuggendo, che sta scappando. Moreno, da dove arrivano e in quali condizioni arrivano queste persone? Chi sono? Guarda, le persone anzitutto sono donne e bambini, qualche anziano ma raramente, donne e bambini, arrivano dalle varie parti dell'Ucraina, ovviamente dalle parti che in questi giorni sono state colpite maggiormente, sono state interessate maggiormente dai bombardamenti, dagli attacchi con i carri armati, come avete avuto modo di vedere dalle immagini della televisione. Quindi diciamo arrivano la maggior parte dalla parte orientale, quindi da Kiev, da Kharkiv, da Odessa, da Mariupol, quindi le zone dove realmente la guerra si sta combattendo e la resistenza ucraina sta dimostrando la propria forza. È gente che ha vissuto, vive nei rifugi, ovviamente ormai da diversi giorni, e immaginatevi quando arrivano dopo aver fatto o con il treno o con qualche mezzo di fortuna 3-4 giorni di viaggio, arrivano con un piccolo bagaglio, ma soprattutto con una disperazione, una grande ansia dentro il cuore, con gli occhi pieni di paura. E entrando qui nel nostro centro abbiamo messo a disposizione il nostro monastero, quindi il seminario che abbiamo qui nel nostro centro di Leopoli, l'abbiamo messo a disposizione proprio per loro. E come entrano nella nostra casa, si vedono accolti, diamo loro subito qualche cosa per rifocilarci, perché partono con una bottiglietta d'acqua, se la trovano, un pacchettino di biscotti, e poi per 3 giorni devono sopravvivere. Vediamo che si rilassano come l'altra sera una donna che è arrivata alle 3:30 di notte con il figlio e la mamma, come è arrivata ha cominciato a tremare proprio perché si vedeva la tensione accumulata in questi 3 giorni, cercava di scaricarla quando si è vista sicura, quando ha visto che c'erano delle persone che l'avrebbero accolta. Di fatto mi dà l'impressione che sostanzialmente la frontiera, quella che era una grande frontiera, una frontiera rigida, una frontiera forte, una frontiera con grandi barriere tra Ucraina e Polonia, di fatto si sia come sciolta, una frontiera che si riesce a passare. Sì, è una frontiera che non esiste per prima cosa perché c'è una coda chilometrica per raggiungere la frontiera, parliamo della Polonia. Leopoli è la frontiera polacca più vicina, a circa 60-70 chilometri, a Ravaruska. Però in questi giorni potremmo dire che dal Lviv fino a Ravaruska c'era un'unica coda che univa, posso utilizzare questo termine, univa la città già con la frontiera. La Polonia poi ha agevolato in modo particolare il transito dei profughi, per cui bastava un semplice documento di riconoscimento per riuscire a passare. Però i tempi di passaggio, i tempi di sosta alla frontiera erano lunghissimi. La settimana scorsa addirittura delle persone che noi conosciamo sono rimaste 5 giorni alla frontiera per riuscire a transitare ed entrare in Polonia. Anche noi facciamo dei viaggi della speranza, dei viaggi, chiamiamoli umanitari, trasportando soprattutto donne e bambini piccoli, persone disabili, perché è un po' anche il nostro carisma questo di aiutare le persone disabili, per cui abbiamo preferito un'altra frontiera verso l'Ungheria. Quindi con 3 ore di viaggio raggiungiamo questa frontiera dell'Ungheria, si può passare a piedi
molto facilmente, quindi c'è un piccolo transito a piedi, ma diciamo nel giro di mezz'ora, un'ora, perché poi tanti, soprattutto i bambini, non hanno i documenti, non hanno il passaporto biometrico come viene richiesto qui, per cui espletate queste pratiche burocratiche per entrare in Ungheria, poi un pullman dall'Italia li raccoglie, li prende, li porta nei nostri centri italiani della congregazione del Don Orione, che si sono resi disponibili per l'accoglienza dei profughi, ripeto, donne e bambini e persone disabili, molte persone disabili, persone non vedenti. Adesso stiamo organizzando per il prossimo venerdì prossimo, stiamo organizzando ugualmente un viaggio sempre per bambini disabili. Don Moreno, una domanda: ve l'aspettavate questa invasione? Guarda, personalmente no, non ce l'aspettavamo, anche se vi ricordate, sono già un mese e mezzo che si parla di questa invasione, arriviamo, non arriviamo. Qui si scherzava anche un po' sui social, ogni tanto dicevano ma ditelo anche a noi quando arrivate, perché per esempio arrivava agenzie, notizie di agenzia, domani ci sarà l'attacco, dopodomani ci sarà l'attacco, poi in effetti questa cosa non avveniva. E invece poi è avvenuta, ma è stata una cosa improvvisa, per me anche penso per la maggior parte degli ucraini. Io sono sempre stato fiducioso, però quando ho visto che si temporeggiava, vi ricordate, avete presente queste riunioni, il grande tavolo lungo di Putin che incontra prima un presidente poi l'altro, questa divisione anche negli incontri, nei colloqui, e da lì così ho percepito che qualche cosa però sarebbe successo. Dall'Italia stanno partendo molti aiuti medicinali, alimenti, abbigliamento per l'Ucraina. Questi viaggi riescono a transitare la frontiera? Arrivano anche da voi? Arrivano in Ucraina? Da noi personalmente ancora non è stata attivata questo passaggio, diciamo, del materiale, medicine, vestiario, generi alimentari che sono stati raccolti in Italia, perché dobbiamo organizzare, parlo come nostro centro del Don Orione, però sappiamo che già alle frontiere ci sono viaggi umanitari, associazioni, ci sono già la Croce Rossa, ci sono già queste associazioni internazionali o nazionali che stanno portando aiuti che poi verranno distribuiti nelle varie città. Cosa ne pensi di questa guerra inaspettata, improvvisa, minacciata e poi scoppiata sul serio? Poi scoppiata sul serio, sì. Cosa vuoi? È una tragedia, ogni guerra è una tragedia, è difficile pensare cosa sia una guerra. La guerra è quello che noi vediamo attraverso le immagini, ma la guerra non sono le bombe, non sono gli aerei che non possono volare, non sono i carri armati, non sono le immagini che magari vediamo. Credo che soprattutto la guerra sono le persone all'interno di questa guerra. Chi è al fronte ovviamente da tutte e due le parti, perché anche dall'altra parte ci sono questi giovani soldati che a mio avviso sono stati proprio mandati al macello. Dalla parte nostra ci sono i giovani che noi conosciamo, noi tutti i giorni quando eravamo i primi giorni lì a Kiev, anche qua eravamo in contatto con un nostro amico, mandava ogni tanto qualche piccolo messaggio. E quindi la guerra coinvolge, è fatta, lasciatemi passare questa espressione, dalle persone, è fatta da queste situazioni poi. Quindi la guerra è qualcosa di terribile, perché all'interno della guerra ci sono le persone che vivono la guerra, non la attuano, perché un conto è chi è al fronte, ma ci sono milioni di persone che subiscono queste conseguenze della guerra e in modo particolare
come avete visto da tante immagini, come vediamo noi quotidianamente, le donne, i bambini, i più fragili, gli anziani, per cui è qualcosa di terribile, è qualcosa che non dovrebbe assolutamente esistere. Ci sono mille altre vie per poter ragionare, per poter dialogare, per poter negoziare, per poter in un certo senso risolvere un conflitto che può nascere per mille motivi. Adesso non ci addentriamo qual è il motivo che ha innescato questa guerra, però è la cosa più terribile, è l'esperienza più terribile secondo me che una persona possa vivere. Io la sto vivendo personalmente assieme ai miei confratelli, ma assieme, noi abbiamo 30 profughi qui nel nostro seminario, nella nostra casa, la stiamo vivendo giorno dopo giorno. E mai più, tante volte abbiamo sentito il Papa, ma tutti, mai più la guerra, mai più la guerra, ma mai più la guerra, però c'è. E questa guerra è alle porte di casa nostra adesso, non lontano dall'Italia, non lontano dai confini dell'Unione Europea. Cosa devono e cosa possono fare gli italiani? Gli italiani possono in questo momento continuare a fare quello che stanno facendo. Parlo come popolo italiano, ovviamente le decisioni a livello politico del governo le lasciamo a chi ha il potere di fare qualche cosa, di fare o di non fare. Ovviamente il popolo italiano può continuare a fare quello che sta facendo, questa accoglienza bellissima, questa accoglienza stupenda, questa accoglienza che fa sentire per le persone che noi abbiamo inviato nei nostri centri, li fa sentire nel miglior modo possibile, quindi cerca di alleviare la sofferenza, di andare incontro con tutto quello che può essere necessario. E quindi continuate, ringrazio perché ovviamente si sta facendo uno sforzo enorme in Italia per accogliere tutti e ringrazio quindi e continuate soprattutto con questa accoglienza e facendo sentire che amate questo popolo e quello che state facendo lo fate perché siete con noi e siete soprattutto per la causa della pace, per la causa della pace, della libertà, della dignità dell'uomo, perché è questo che conta, è questo che deve essere riconosciuto ogni giorno. Bene, grazie Don Moreno e auguri per la tua missione straordinaria, perché in pratica questa è una missione dentro una guerra e se abbiamo opportunità di sentirci ancora sarà sempre un grande piacere. Grazie a voi e tutti lavoriamo dove siamo, soprattutto voi giovani, lavoriamo per costruire sempre e comunque un mondo nella pace e nella fraternità. Bene, abbiamo sentito Don Moreno e la maggior parte degli osservatori, i politici, ma anche i giornalisti, i media, attribuiscono questa guerra, questa decisione improvvisa ma aspettata da molti, di invadere un grande paese dell'Europa, l'Ucraina, ad una sola persona, all'uomo che comanda al Cremlino. Ecco, dobbiamo un po' conoscere chi è questa persona, sapere chi è. E lo facciamo, vi proponiamo, per conoscerla meglio, vi proponiamo un breve ma accurato video che è stato preparato per noi appositamente, lavorando di notte, da un giornalista della RAI, Mauro Merosi, e da un tecnico della RAI, Antonio Silvi. Entrambi voglio ringraziarli personalmente per questo contributo e per la loro generosità. Max, mandiamo questa scheda su Vladimir Putin che ci è stata preparata. Cosa c'è nella testa di Vladimir Vladimirovich Putin? Quali meccanismi hanno lavorato nel suo cervello per portarlo a una decisione che al mondo sembra una pazzia?
È giusto chiederselo perché la scelta di invadere l'Ucraina sembra essenzialmente sua e forse di pochi consiglieri, di quelli che però non osano mai dire di no. Putin è un uomo che nel tempo si è autoisolato, lo si vede dai tavoli smisurati con cui tiene a distanza i leader stranieri e i suoi stessi uomini. È vero che nessun dittatore ha amici, ma Hitler, per esempio, amava immergersi nella marea degli adoratori. Putin invece, l'ex agente segreto che ha usato la spietatezza e la diffidenza per scalare il potere, è solo. Purtroppo è nella solitudine che si sviluppano spesso percezioni distorte e a volte ossessioni. Putin ritiene che negli ultimi decenni la Russia sia stata minacciata e offesa. Da quando il comunismo è caduto, l'Unione Europea e la NATO le hanno sottratto i paesi ex satelliti sovietici e Mosca sembra sempre più ininfluente di fronte a Cina e Stati Uniti. Il massimo insulto le è stato rivolto da Obama nel 2014, che disse: ormai la Russia è solo una potenza regionale. Perciò ora Vladimir Vladimirovich intende restituirle la grandezza. C'è un vecchio video che mostra come lui veda l'Ucraina. È una pubblicità italiana degli anni 90 commissionata dal Corriere della Sera. Un astronauta russo ritorna a terra dopo il crollo dell'Unione Sovietica e scopre che mentre lui era nello spazio, l'Ucraina si è separata dalla Russia. Allora dice: ma come? L'Ucraina è Russia. Una volta tutti i russi la pensavano così. Putin però lo pensa ancora, solo che negli anni gli ucraini si sono molto allontanati da Mosca. Nel 2014 hanno rovesciato il presidente filorusso Yanukovych, poi hanno ventilato di entrare nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Tutto questo è risultato intollerabile per i nazionalisti e per Putin, il quale ha dimostrato molte volte di tenere in scarso conto la vita umana. Nel 1999 fece distruggere la capitale ribelle della Cecenia, Grozny. Nel 2002, quando i terroristi ceceni islamici presero ostaggi nel teatro Dubrovka di Mosca, fece gassare e mitragliare tutti, terroristi e ostaggi. Ma c'è un episodio ancora più indicativo. Nel 2000 il sommergibile atomico russo Kursk affondò nel mar glaciale artico con 118 marinai a bordo. C'erano dei superstiti, ma morirono tutti di asfissia perché Putin, nelle prime fasi, quelle cruciali, rifiutò per orgoglio e per diffidenza l'aiuto della Norvegia che aveva i macchinari adatti al recupero. Le persone che ora lui bombarda ci somigliano molto. Questo adolescente in fuga da Mariupol ha caricato le sue cose su una sedia da gaming e cerca di portarsele via inciampando. Quest'anziano schiacciato da un blindato mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa ha l'espressione stupefatta di chi pensa che una cosa del genere è impossibile. Questa famiglia morta sotto le bombe è una famiglia normale. Siamo noi. Per ora la reazione del mondo è forte. L'orrore impedisce che Putin abbia alleati. L'Europa e l'America cercano di soffocarlo con le sanzioni. La NATO però non può abbattere gli aerei russi perché altrimenti sarebbe conflitto aperto. La guerra ci costerà molto, soffriremo e continueremo a soffrire anche se le rovine avranno smesso di fumare e gli ucraini si saranno arresi. E dopo però come potremo continuare a convivere con Putin? Come avrebbe potuto l'Europa continuare a convivere con Hitler se gli avesse lasciato la Polonia? I russi ci terranno sotto scacco per i prossimi decenni? Ma la storia è imprevedibile. A volte dal male nasce anche qualcosa di buono. Le distruzioni della Seconda Guerra Mondiale produssero pace e libertà nella maggior parte dei paesi europei. Forse quello che sta succedendo renderà l'Europa più forte e più unita, perché ci si unisce sempre davanti al pericolo. Nel mondo spietato che si preannuncia dovremo diventare più simili a un'unica nazione. E forse alla fine Vladimir Putin, che voleva rendere la Russia di nuovo grande, avrà prodotto, oltre ai massacri, almeno il risultato di fare più grande l'Europa.
Ecco, credo che il contributo sia molto importante e ci permetta di capire un po' con che persona abbiamo a che fare. Ecco, questa persona, Putin ha motivato questa aggressione, questa scelta di portare in guerra il suo paese e un paese vicino, l'Ucraina, e di togliere la libertà, cosa che ha già fatto in Russia, con un'accusa gravissima. Putin ha ripetuto più volte, anche nel discorso con cui ha preannunciato l'invasione, che l'Ucraina è un paese nazista, è un paese dove i leader sono nazisti e quindi era motivata la guerra e l'invasione. È un'accusa gravissima e noi abbiamo pensato che sia opportuno verificare una cosa di questo tipo. Chi poteva meglio dircelo che una donna ebrea di Ucraina, e a lei abbiamo chiesto, a Marina, se questa affermazione, che ha giustificato, motivato un'invasione, corrisponde al vero. Max, portiamo il contributo della nostra amica Marina Sorina. Ciao ragazzi, mi chiamo Marina Sorina, sono vicepresidente dell'Associazione Malve di Ucraina. Abito a Verona e faccio guida turistica, insegnante, traduttrice e scrittrice. Sono di madrelingua russa, sono nata in una famiglia ebraica e ho 3 cittadinanze. Sono cittadina ucraina, israeliana e italiana. E sarò proprio io a rispondere alla spinosa domanda se ci sono i nazisti in Ucraina. Però prima bisogna dare la definizione di che cos'è il nazismo. Il nazismo è una ideologia che nasce dal socialismo radicale e che si basa sul razzismo, cioè la preferenza data a un gruppo etnico rispetto ad un altro, sul collettivismo, cioè fare tutti la stessa cosa, il totalitarismo, cioè ubbidire tutti allo stesso capo che non viene mai messo in dubbio e non viene mai rieletto, e infine sul militarismo, ovvero sull'uso della forza sia all'interno del paese tramite la polizia che all'esterno tramite l'esercito e non con la diplomazia. Ora vediamo cosa succede in Ucraina da quando ha avuto l'indipendenza nel 1991. Ucraina è un crocevia di culture, storicamente. Adesso ci abitano tantissimi ucraini, tantissimi russi e numerosi gruppi etnici, fra i quali le più importanti sono i tartari di Crimea, poi ci sono appunto gli ebrei, gli armeni, i georgiani, i moldavi, polacchi, ungheresi, ci sono i rom, ci sono per esempio i coreani, e c'è anche un nutrito gruppo di studenti stranieri che arrivano da tutto il mondo, dal Pakistan a Madagascar, per studiare ingegneria, di solito medicina o veterinaria, e loro spesso si innamorano delle ragazze locali, si sposano, poi nascono i figli e c'è tutto un fiorire di comunità etniche più improbabili. E faccio anche un esempio molto personale di mia sorella, perché mia sorella ha un colore di pelle diverso dal mio, in quanto suo padre veniva da Cuba, quindi lei diciamo è latina di origine e adesso è sotto le bombe a salvare i feriti, perché è il suo paese, non ne ha un altro. Ora parliamo della libertà religiosa. In Ucraina ci sono tantissime fedi diverse. Solo di cristiani ci sono 5 confessioni principali: Patriarcato di Kiev, ortodosso, Patriarcato di Mosca, ortodosso, i cattolici, gli uniati, che sono il mix di ortodossi e cattolici, e poi gli armeni, che hanno una loro chiesa. Però io parlo ovviamente della mia religione e faccio solo 2 esempi di personalità che appartengono al mondo ebraico e sono, diciamo, molto in vista. Il primo è il sindaco della mia città, che si chiamava Gennady Kernas. È rimasto al potere 10 anni perché piaceva a tutti. E a un certo punto ha avuto un problema di salute, è rimasto, diciamo, limitato come capacità motori, era
comunque non l'hanno lasciato lì perché piaceva a tutti, nessuno voleva un altro sindaco. A un certo punto si è ammalato di Covid, è andato in coma, tutto il periodo in cui era in coma non hanno eletto nessun altro perché volevano che lui tornasse, quindi era veramente amato. E questo Kharkiv è la seconda città più grande del paese, quindi parliamo di circa 1,5 milioni di abitanti, o almeno fino a 2 settimane fa eravamo 1,5 milioni. Secondo esempio è il nostro sesto presidente, Volodymyr Zelensky, che è ebreo. E questo fatto non solo non ha pregiudicato la sua elezione, che ha avuto il 75% dei voti, questo era semplicemente un fattore indifferente di che appartenenza etnica o religiosa lui sia, perché quello che contava è che era molto amato dalla gente in quanto un popolare showman, attore comico. Ora lui è a Kiev insieme alla sua famiglia, non è scappato, ogni mattina esce dal bunker per dirci le ultime notizie e la cosa più tragica è che lui adesso è sotto le bombe russe, ma i suoi antenati, i suoi livello di bisnonni, sono stati trucidati dai nazisti e di nuovo la sua famiglia è in pericolo. Passiamo però al prossimo punto, la democrazia, cioè totalitarismo o democrazia. In Ucraina ci sono decine e decine di partiti, qualsiasi sfumatura, e infatti questo lascia spesso spazio a dei litigi furiosi al Parlamento, un po' folcloristici, insomma, ogni cadenza rieleggiamo il presidente, infatti appunto ne abbiamo avuti 6 in pochi anni di indipendenza. In Russia c'è un unico partito al governo, minuscoli partitucoli che servono solo da contorno, ma votano sempre allo stesso modo della Russia unita e hanno lo stesso presidente da più di 20 anni, con piccola cesura in mezzo quando lui è diventato premier, poi è tornato a essere presidente. Poi c'è un altro aspetto che caratterizza la società democratica e non è accettabile in una società nazista, è il rispetto delle minoranze sessuali. Solo 2 esempi molto chiari. A Kiev ogni anno si svolge un Gay Pride e io ci sono andata ed era bellissimo, uguale come in Italia, solo che più polizie a proteggerci. In Russia invece i Gay Pride non ci sono mai stati, ma sono già proibiti. Cioè loro hanno proibito qualcosa che non c'è mai stato per sempre. Ok? Allora, se Ucraina è così come vi ho descritto, da dove nasce questo mito di nazisti in Ucraina? Vi risparmio la parte storica. Passo direttamente al 2014, quando in piazza Indipendenza, in centro di Kiev, è cominciata una protesta molto massiccia contro la mancata adesione alla comunità europea, o meglio, mancato inizio del processo di possibile futura integrazione un giorno. In piazza c'era tutto un fiorire di partiti, di gruppi, di associazioni. Solo per darvi un'idea, io sono andata lì con 2 amici che erano buddisti e venivano dalla Crimea ed erano entrambi russofoni. C'erano le bandiere dalla russa a quella israeliana, a tutto il mondo. E allora in questa piazza fra le tende ce n'era una di estrema destra e si chiamavano Pravый Sektor, settore destro. Quando le proteste sono cessate e siamo passate alle elezioni parlamentari, quelli hanno osato presentarsi come candidati e il loro partito di estrema destra ha preso tanti voti che non sono bastati nemmeno per entrare, avere un seggio, ed erano meno di quelli che ha preso un partito pro-russo capeggiato dal papà di un mio compagno di classe di cognome Rabinovich, che è il tipico cognome ebraico. Ho detto tutto, cioè anche dopo le proteste un partito pro-russo era più importante rispetto ad uno di frangia nazionalista, così tanto siamo nazisti che non li abbiamo nemmeno presi in considerazione. Però questo fatto era molto utile allo scopo di propaganda russa. L'hanno preso, l'hanno ingigantito, ne hanno parlato allo sfinimento, hanno trovato tracce di questo Pravый Sektor dappertutto. Cioè la loro fantasia le ha moltiplicati oltre il necessario. Un altro dei pretesti per considerarci dei nazisti nasce proprio da un equivoco, perché noi abbiamo degli slogan nazionali, come dire evviva l'Italia, no? Noi diciamo invece Ucraina e soprattutto l'Ucraina è più importante di ogni cosa. E poi diciamo Slava Nazi,
che significa gloria al popolo. E il popolo in questione è proprio quel miscuglio di etnie di cui vi ho parlato prima, quelle che ci risiedono da sempre. Ma per chi non conosce la lingua o non vuole capire, suona come se dicessimo gloria ai nazi. No, stiamo dicendo gloria al popolo. E per concludere, mi dispiace, ma devo dirvi di un episodio molto simbolico, molto tragico. Il 1° marzo, le truppe russe, cercando di colpire la torre della televisione, hanno danneggiato un sito di enorme importanza simbolica che si chiama Babin Yar. È una fossa comune in cui sono stati trucidati 34.000 ebrei di Kiev, inclusi i miei bisnonni, nel 1941. Ora ditemi voi, chi sono i nazisti oggi? Il fatto che i russi, insieme ad altri popoli sovietici e con enorme aiuto degli alleati americani ed inglesi, abbiano vinto la guerra non fa di loro dei santi, immuni per sempre dal male del totalitarismo. Con la sconfitta non fa di noi, italiani, fascisti e nazisti tedeschi, dei interni colpevoli, eterni malvagi. Noi, ucraini di ogni origine, abbiamo già combattuto contro i nazisti tedeschi e i fascisti italiani, sia nell'Armata Rossa che nei reparti partigiani, alcuni di orientamento nazionalista, altri di orientamento comunista. E noi abbiamo vinto. Adesso ci tocca combattere contro il razzismo e cercheremo di vincere di nuovo. Lo faremo se bisogna anche con le pietre, ma sarebbe meglio farlo con le armi per finirlo presto, perché la resistenza oggi è ucraina. Ecco, a questo proposito mi sembra che le informazioni, la testimonianza di Marina sia stata molto chiara e precisa. Una guerra si è aperta, un'invasione, una crisi internazionale con tutti i riflessi che ci sono anche a livello economico, eccetera, è stata aperta su un falso, su una dichiarazione che non corrisponde alla storia e alla storia di un popolo. E tanto che, per capirci, qualche giorno fa il Parlamento europeo ha approvato una mozione a larghissima unità, con anche tutte le forze politiche italiane d'accordo, di far sì che l'Ucraina entri il prima possibile nell'Unione Europea. E questa sarebbe una giusta soluzione di una storia che vede una parte dell'Europa coinvolta in una guerra assurda. Ecco, e questa guerra assurda viene vissuta anche da molte persone ucraine che vivono fuori. Una di queste persone, chiedo a Max di portarla con noi, è Irina Smali. Irina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Irina. Ecco, Irina è una giovane studentessa universitaria di Ca' Foscari, studia lingue a una università dove ci sono un po', trovi studenti di tutto il mondo evidentemente, no? È ucraina e vive qui vicino a Concordia Sagittaria. Ecco, allora, Irina, noi abbiamo 2 o 3 domande per te. La prima è questa. Cosa si prova per te, una persona giovane che ha più o meno l'età dei ragazzi che ci stanno ascoltando, potresti essere la sorella maggiore, insomma, no? Ecco, cosa si prova ad assistere da lontano alla distruzione del proprio paese, dove poi, come nel tuo caso, vive la famiglia. Ecco, dici questo, raccontaci questo, Irina. Beh, le prime emozioni sono ovviamente emozioni negative, sono emozioni soprattutto di senso di impotenza e di futilità, cioè che cosa posso fare io di fronte a un evento così grande, io come una persona singola. E anche forse un paradossale senso di colpa, perché io sono qui al sicuro, mentre in Ucraina ho i miei cari, i miei nonni, che vivono una situazione che io non posso capire come la capiscono loro. E il fatto di sentire anche le sirene all'inizio mi sembra
quasi distopico. Io studiando letteratura, no? Quindi leggendo romanzi, eccetera, queste sirene, queste situazioni mi sembra quasi da romanzo, quasi da qualcosa che non è vero, che non sta succedendo davvero. Quindi ovviamente io non potrò mai dare una testimonianza vera al 100% di quello che sta succedendo là, perché io non la sto vivendo in prima persona, e questo mi fa anche sentire paradossalmente in colpa, perché io sono qui al sicuro. E sì, soprattutto questo senso di futilità, cosa posso fare io? La prima cosa che mi sono chiesta è: che cosa posso fare? Che cosa posso fare per aiutare? Che cosa posso fare per non chiudermi in me stessa, isolarmi e sentirmi inutile, perché queste sono le prime emozioni. E questo poi mi ha portato a ragionare e ad aprirmi e a iniziare a capire che anche le azioni dei singoli contano, perché le azioni dei singoli, se messe insieme, possono fare la differenza e possono aiutare anche quel poco. Non fermeranno di certo una guerra, però possono fare la differenza. Bene, senti, Irina, io volevo chiederti, tu, dicevo prima, vivi in un ambiente, l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove si studiano tutte le lingue e quindi dove trovi studenti di tutto il mondo, anche altri studenti ucraini, anche studenti russi, anche studenti di altri paesi. Come vivete voi, comunità studentesca, questa situazione, questa guerra? Sì, studiando a Venezia, Venezia è una città multiculturale, e quindi anche l'Università Ca' Foscari è un'università multiculturale, ed essere un'università multiculturale significa riconoscere la complessità, significa riconoscere che una guerra è inutile perché si basa su un presupposto falso di un binarismo, di una separazione, no? Da una parte i russi, dall'altra parte gli ucraini. E non è così, perché la realtà è caratterizzata dalla complessità, e quindi il fatto che ci sia una guerra voluta da una sola persona mostra come questa persona non vuole il multiculturalismo che abbiamo sentito anche prima, no? Quante etnie ci sono in Ucraina. Quindi la Ca' Foscari, l'Università di Venezia, viverla in prima persona, vivere questo multiculturalismo ti fa capire immediatamente quanto sia sbagliata questa guerra e quanto si basi su dei presupposti falsi, appunto, di binarismo e questo purismo, no, culturale. Ecco, tra l'altro ricordo che uno dei, il rettore più importante di Ca' Foscari è stato quel Gino Luzzato, a cui è dedicato uno degli istituti, l'istituto Isis Luzzato, che mi sembra hai frequentato anche tu. Ecco. Esattamente. Ecco, quindi ci sono anche i tuoi compagni di scuola che ti stanno ascoltando, di istituto superiore. A Gino Luzzato, professore ebreo di storia e di economia, noi abbiamo dedicato proprio in collaborazione con la regia di Arti Varchi e di Max Bazzana uno spettacolo teatrale per ricordare la sua storia di persona innamorata della cultura e soprattutto innamorato anche dei suoi studenti che aiutava in qualsiasi modo. Bene, allora Irina, come vedi il mondo poi torna, no? Sembra separato, distante e così via, però poi tutte le cose si tornano dentro un circolo. Ecco, io volevo chiederti un'altra cosa, Irina, volevo chiederti, in questo momento ci sono molti ragazzi, ragazze, ci sono insegnanti, ci sono anche altri cittadini che ci ascoltano. Cosa vuoi dire a loro? Cosa diresti tu da giovane ucraina rispetto a questa guerra? La prima cosa che vorrei dire è non essere indifferenti. E qui faccio riferimento al grande Gramsci che scriveva "Odio gli indifferenti", no? Perché vivere significa prendere parte alla vita e significa prendere posizione, perché quando ci troviamo in un momento di ingiustizia e non prendiamo posizione, passiamo dalla parte degli oppressori. Quindi quello che ci tengo a sottolineare è cercare di non essere mai indifferenti, cercare di rendersi utili in qualche modo, di fare qualcosa, di prendere posizione, di aiutare in qualsiasi maniera, anche se sembra inutile, anche se il primo pensiero è quello del
sono un individuo, non posso fare molto di fronte a un evento così grande come una guerra, non farsi abbattere da questo pensiero e cercare invece di agire non solo a livello effettivo del faccio delle donazioni alla Croce Rossa Ucraina o vado ad aiutare le associazioni italiane che adesso si stanno impegnando per dare gli aiuti all'Ucraina. Non solo questo, ma anche il come parliamo di questa guerra, anche questo è importante, no? Le narrazioni, appunto prima si parlava della propaganda di Putin, perché le narrazioni, come le narriamo le cose, come ne parliamo, come ne discutiamo, plasmano anche la realtà. Quindi anche questo è importante. In un'epoca in cui abbiamo un sacco di informazione da tutti i social, che sia TikTok, Instagram, Facebook, ovunque, e cercare di discriminare le informazioni giuste, informarsi in maniera corretta e soprattutto parlare di quello che sta succedendo in maniera corretta, riflettere sul modo in cui ne discutiamo, perché anche questo influenza un possibile esito di questa guerra. Grazie Vedo Irina. adesso il messaggio degli scusi se la interrompono, degli studenti. Prego. Ho visto adesso. Benissimo. Benissimo. Ecco, fa piacere. Irina, so che tu in qualche modo stai cercando amici che conoscono la lingua ucraina o la lingua russa per cercare di organizzare un po' di doposcuola per i ragazzi e per le donne ucraine che arrivano qui profughe nel portoghese e nel sandonatese. Vuoi lanciare un messaggio dato che hai i microfoni aperti? Assolutamente sì. Chiunque sappia l'ucraino, sia ucraino, ucraina o russo o russa, può essere utile in questo momento, può dare una mano. Quindi se avete piacere, se avete voglia, se siete interessati ovviamente, noi siamo qua e ci farebbe più che piacere che veniste ad aiutarci, a dare una mano. Ecco, io completo l'informazione. Chi può essere interessato a fare un po' gli insegnanti di italiano a questi ragazzi, a queste mamme che arrivano, può scriverci una mail a info@noimigranti.org. Le scuole conoscono anche loro il nostro indirizzo e quindi eventualmente potete recuperarlo da lì. Allora, a questo punto io ringrazio Irina che rimane con noi e volevo dare la parola a Anna Privalichina. Anna è una... buongiorno Anna. Salve. Buongiorno. Anna è una signora russa, quindi il suo paese di origine è lo stesso quello che oggi è in guerra, è il paese di Putin, è il paese che Putin ha mandato in guerra. Ecco, anche il popolo russo è stato messo in guerra, non la prima purtroppo. E sono russi, come si diceva prima, come diceva anche padre Moreno, i ragazzi che sono stati mandati a combattere al fronte, a bombardare, ad uccidere, ma anche ad essere uccisi. Ecco. Allora, l'Anna l'abbiamo conosciuta perché l'abbiamo vista in piazza a Verona manifestare contro la guerra. Ecco Anna, raccontaci il perché di questa tua scelta di manifestare contro la guerra e se è una scelta che anche gli altri cittadini russi possono fare. Noi abbiamo visto immagini dalla Russia in cui di bambini di 8-10 anni, semplicemente perché portavano un cartello con scritto Mir, pace, no? Sono stati arrestati, sono stati portati in galera dietro le sbarre. Anna, a te la parola. Buongiorno a tutti, parlo perché sono stata anche testimone degli eventi che sono successi in Ucraina, a Kiev durante Maidan, Euromaidan, famoso Euromaidan, perché io facevo export manager, andavo in Ucraina per fare affari e ho visto con i miei occhi quello che succedeva in Ucraina. Allora, la gente che andava in piazza era la gente normale, erano gli studenti, c'erano veramente tantissime persone ed era la gente comune, probabilmente quella che non andava mai a manifestare, quindi per molti di loro era la prima manifestazione, c'erano fiumi di gente, non riuscivi neanche a passare con la macchina perché le strade erano bloccate. Ecco,
Questo è quanto ho visto a Kiev. Poi appena uscivo da Kiev e mi trovavo in un altro paese, accendevo la TV russa, ero sbalordita perché la TV russa c'erano dei conduttori poco convincenti, quindi loro stessi non credevano a quello che dicevano, comunque parlavano dei seguaci di Bandera, di nazisti, eccetera, e dicevano: ma scusami, qualche ora prima ho visto una cosa e adesso mi stai dicendo una cosa assolutamente assurda. E lì ho visto la propaganda. E poi la cosa che mi ha colpito molto è che quando rientravo dai miei viaggi dall'estero e raccontavo i fatti, quello che vedevo con i miei occhi, parlavo ai russi, mi dicevano: no, tu non sai come stanno le cose. Ma dico: scusami, se sono stata lì in piazza, ho visto la gente e la TV dice tutto il contrario, di chi ti fidi? Della TV. Quindi adesso voi avete a che fare con una popolazione russa che guarda la TV, ed è normale, come è normale per voi guardare la TV italiana, voi guardate la TV per ricevere i fatti, ok? Sapere cosa sta succedendo al mondo, così anche i russi guardano la loro TV per capire cosa sta succedendo al mondo. Però il filtro e la distorsione è pazzesca. Un'altra piccola cosa che volevo dire è che molti adesso dicono: no, il comportamento di Putin è normale e logico perché c'è l'espansione della NATO. Per vedere che non è normale quello che sta facendo Putin, vi rimando al suo discorso del 21 febbraio. Purtroppo questo discorso non è disponibile ancora in italiano, c'è un altro discorso del 24 febbraio, ma è un'altra cosa. Nel suo discorso del 21 febbraio Putin parlava dello Stato ucraino creato interamente dalla Russia bolscevica 100 anni fa. Quindi vi dice: guarda, torniamo un attimo indietro, chi ha creato questo Stato, e il suo messaggio è di ripristinare i confini storici della Russia. Capite che noi viviamo nel mondo moderno e non è che l'Italia va a riprendere la Corsica, giusto? Oppure ridiamo indietro sul Tirol, quindi dobbiamo rivedere tutto il mondo se seguiamo questa logica. Ed è la logica di Putin. Quindi fate un attimo 2 più 2. Una persona che al giorno d'oggi ragiona così, chi è? È una persona che ragiona o non ragiona? Quindi non è tutto la colpa dell'espansione della NATO. Bene, allora, quello che vedete in TV purtroppo è vero. Purtroppo è vero, ci sono tutte quelle vittime, ci sono ospedali bombardati, le scuole distrutte, le città distrutte. Ho tanti amici che sono adesso in Ucraina e le cose sono veramente molto molto difficili da, come dire, anche solo da sapere che queste cose accadono oggi. Quello che vorrei dirvi anche è che adesso ci sono tanti profughi e ce ne saranno ancora di più. Non cercare di parlare con loro della loro esperienza recente, non parlare di politica, cioè evitate questo è un dolore molto grande, ok? Ma è un dolore sia per i ragazzi ucraini, sia per quelli russi, o per un motivo o per l'altro, o perché si sentono in colpa, o perché loro famiglie guardano la TV propagandista russa e vivono nell'altro mondo, ok? Nel mondo, perché la Russia si sente attaccata dall'Occidente per essere distrutta e deve, insomma, è tutta un'altra visione. Quindi per aiutare ai russi e agli ucraini che si trovano in enorme difficoltà, concentratevi su gesti concreti di aiuto, di integrare nella società, non so, cercate di uscire più spesso con loro, aiutare con i compiti, non lo so, le cose molto molto semplici.
e aderite a quelle iniziative che condividete. Ok, cioè non va bene stare alle iniziative solo perché sono volte a, non lo so, ad aiutare i profughi. Potete aiutare in 1000 modi e potete essere anche, come dire, potete essere anche molto creativi in questo. Cioè, finora abbiamo vissuto così, finora pensavo che la mia casa era piccola, ma adesso aspetto un attimo, forse ho una mansarda libera, posso mettere lì le persone in attesa che trovano l'alloggio che le dà il comune. Ok, quindi siate creativi in questo. E ragazzi, un'altra cosa, cerchiamo di non focalizzarci sul dolore, sull'ansia, sul nostro senso di essere incapaci, ma pensare al futuro. Come volete vedere il futuro di tutto il mondo? Io lo vedo così, che ogni cultura, ogni nazione produce i frutti, come le regioni italiane che ognuno ha i loro piatti tipici, ok? Così ogni nazione, però non come paesi con i confini, con i visti, con le forze militari, ma un mondo più bello, più aperto, più che interagisce di più, ok? Ed è bello come i fiori nel giardino, ognuno è diverso a modo proprio e insieme fa il bouquet. E adesso torniamo alla domanda che mi hai fatto dei militari. Purtroppo questi ragazzi veramente devono andare lì e combattere perché sono militari, moltissimi sono molto molto giovani e muoiono lì. Ma non c'è colpa, ok? Secondo me ognuno di loro cerca di evitare la guerra. Parlano addirittura di alcuni piloti che sganciano le bombe nei campi dove non possono colpire nessuno. E il mio pensiero ovviamente va al cuore delle mamme, alle mamme che non possono neanche uscire in piazza e dire no alla guerra, non possono farlo. È un grande dolore e speriamo che finisca bene. Comunque anche la forza in questo, cioè siccome i russi e gli ucraini sono molto vicini, sono come fratelli, e anche una certa fortuna perché non vogliono uccidersi tra di loro. Speriamo che questa guerra finisca presto. Abbiamo bisogno anche delle vostre forze, della vostra volontà di fare. Restiamo uniti e siamo creativi, ecco, creativi nel trovare le soluzioni a quello che c'è adesso. Grazie Anna. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo incontro, che l'abbiamo messo in piedi rapidamente, ma spero di aver dato, che ci sia stato un quadro abbastanza completo delle informazioni e delle sensazioni che si devono conoscere per capire cosa sta succedendo qui in Europa, perché ricordiamoci che l'Ucraina è distante. Andare in Ucraina è la stessa strada che andare a Palermo, che andare a Bruxelles, che andare a Parigi. C'è meno strada per arrivare in Ucraina che per andare a Londra o a Barcellona. Quindi è un posto vicino, è in Europa, è con noi, è da noi. Ecco, ai ragazzi e agli insegnanti che ci stanno ascoltando, ma anche agli altri cittadini, concludo lanciando, oltre che a quello che ha detto Irina prima della ricerca di persone che siano disponibili a fare da insegnanti per la comprensione della lingua italiana ai profughi che sono in arrivo, che sono già cominciati a arrivare anche qui nel nostro territorio. Ricordo che sono soprattutto mamme e bambini. Ecco, altre due cose: c'è grande bisogno di alloggi, c'è bisogno di ospitalità da parte delle famiglie. Chi ha uno spazio, chi ha un alloggio libero, chi ha un appartamento, ecco, si faccia presente. Ci sono i comuni che raccolgono queste adesioni, le raccogliamo anche noi.
è un aiuto importantissimo, perché altrimenti non sappiamo dove andranno a finire queste persone. L'altro è questo, ecco, domani sabato 13 ci sono delle manifestazioni contro la guerra, contro l'invasione dell'Ucraina e per la pace in Ucraina e in Europa. Ecco, manifestazioni che si svolgono nel pomeriggio sia a San Donà di Piave che a Portuguaro. Io invito soprattutto gli studenti a essere presenti. Lo diceva anche Irina prima, non si può rimanere inerti, non si può pensare allora io non posso fare niente, qualcosa si può fare. Ecco, partecipare a queste manifestazioni è una cosa di grande importanza, perché serve a far capire a tutti noi da che parte stiamo e anche far capire agli ucraini che ci vedono, che ci ascoltano, che ci seguono, che hanno un sostegno, e anche ai russi che si oppongono a questa guerra, far capire che gli italiani e che i giovani soprattutto sono tanti d'accordo con queste idee. Grazie. Max, a te la chiusura e buona giornata, buona prosecuzione della scuola a tutti quanti.